Buon uomo! Oh, sì, sì. Abbiamo avuto un'idea geniale. No comment. Batti il 5. Ciao a tutti, sono con Simone in Val Galmarara, altopiano d'Asiago. Siamo lungo la forestale che porta a Malga Galmarara perché nonostante le catene e la buona volontà abbiamo dovuto abbandonare il mezzo prima del tornante del Basasenoccio, quindi adesso rompiamo un po' il fiato. Solo il fiato. Che balle veramente. Bene, adesso ci troviamo sulla spianata che si apre davanti a Malga Galmarara. Come neve sulla strada nella parte alta siamo su un 30 forse 40 centimetri impaccati. Qua più o meno. Tira fu? Sì, diciamo una media di 40 centimetri. Adesso ci dirigiamo verso il Zingarella. Non c'è un'impronta neanche a pagarla, quindi è tutta nostra la strada. Not bad. Bella, bella. Senti che scrocchio. Ad ogni modo, memori dell'ultima esperienza in Emmele, questa volta ci siamo premuniti di ciaspe. Magari non servono, ma sempre meglio averle dietro. È decisamente più portante. Ogni tanto mi sembra che ceda un pochino la neve. Speriamo in bene. Ma Ubi, cosa ne dici di voltarci al lato scuro Ciaspola? Quasi quasi, perché adesso ho cominciato a sprofondare una ventina di centimetri a ogni passo. Questo mi molesta. Cos'è che ti molesta? È l'attrezzatura di sopravvivenza. Oh, molto bene. Rivalutiamo il manto nevoso. In effetti, quant'è che siamo qua? 1 metro ci sta? Sì, sì. Sei decisamente più rilassante adesso. Ora qualche bei ghiaccioli. Bene, fino a Malga Zingarella ci siamo arrivati. Non è male, no? È un piccolo spuntino, però... No, nascondi! Simo, ci dirigiamo verso il Buso della Neve? Sì, sì. Io poco fa ho fatto di tutto per disintegrare il mio dronino e per oggi sono a posto. Quando siamo sul Buso della Neve lascio tutto alla maestria di Simone e del suo drone. Sì, è lui. Non è male qua. Adesso siamo sui granari di Zingarella e stiamo dirigendo a scollinare per poi tornare giù verso di nuovo la Val Galmarara. Però dopo dovremo guardare la cartina per riuscire a capire che via prendere per arrivare al bivacco Tre Fontane, Simo. Sì. Simo, dove suggerisci? Allora, brutto tempo, dritti. Quindi, dritti in mezzo di là. Qua arrivi a Buso Marghere o sinistra, Buso della Pesa e sei su.
Comunque devo dire che c'è una neve che è spettacolare. Mamma mia. È tutta neve vergine solo per noi, mi sento quasi in colpa. Adesso stiamo un po' improvvisando, invece di calare giù fino alla strada che porta a Galmarara, cerchiamo di tagliare un po' a nord, mantenendo la linea di 1800 metri, e se non andiamo a ingrammeniarci dovremo arrivare al tornante, quello sotto il bivacco Tre Fontane. Perché l'hai sottolineato in questo frangente? Dove io mi sentivo anche abbastanza... Ma è bellissimo! Ma scusa, siamo qua nella neve fresca come la panna montata, che stiamo andando un po' a caso sotto la neve che scende. Questo tornante qua. Siamo quasi sulla linea di 1800. Ma sai cosa sto pensando? Potresti fare strada un po' tu, perché così non è solo colpa mia. Sì, però Simo, la parte più di merda me l'hai fatta scegliere a me. Questo taglione che stiamo facendo non è comodissimo, con le ciaspe, tutto in contropendenza, è una rottura di palle, ma non dovrebbe mancare tanto. Buon uomo! Oh, sì. Comincio a pensare che abbiamo fatto una cagata. Non c'è Marco, ma siamo andati a Mughi anche sto giro. Forse anche peggio. Secondo me ci sta guffando. Sì, dai, che ci arriviamo ormai. Mancano poche decinaia di metri. Madonna, che mugara di merda. L'idea del senza ciaspe, bocciatissimo. Perché hai le ciaspe in mano, bastoncini nell'altra. Non riesci a prenderti e tirarti. Uomo, abbiamo avuto un'idea geniale. No comment. Fatti in 5. Guarda, là, siamo salvi. Porca vacca. E tutto questo dopo solo probabilmente 250-300 metri di Mughi. È veramente la strada. La strada, qualcuno, le orme di qualcuno. Beh, direi che adesso, quando arriviamo là, i generi di prima necessità saranno assolutamente necessari. Daremo fondo a tutto quello che abbiamo. Bufera di neve fatto. Eccolo là. Siamo arrivati. Non poteva essere a Mugo Rado anche là da dove siamo arrivati, no? No, guarda, qua è tutto rado i Mughi, dall'altro versante è un merdaio. Possiamo comodamente sederci sulle panchine. Sì, guarda che belle panchine. Anche queste. Posso confessarti che non avrei mai giurato che riuscivamo a arrivarci. Beh, in mezzo ai Mughi anch'io ho avuto i miei dubbi. Bivacco Tre Fontane, eccoci qua. Bene, ma non benissimo. Addirittura la luce? Oh, ci dia, buon uomo. Guarda, una giornata del genere merita un po' di... Grande mago. Pochino... Comunque alla fine, giornata sopra ogni aspettativa. Sì, 2 giri di Parampapoli era il minimo per suggellare. Assolutamente, è un brindisi finale e un saluto a tutti. Sì. Diciamo adesso chiese che ha voglia a tornare su. Come diceva mio nonno, in zoo ogni vacca vecchia tira. Quindi...